Siglato un nuovo protocollo per la definizione degli ambiti territoriali sociali. Nasce quindi l'ambito Veneto 23 con Padova, comune capofila insieme a Cadoneghe, Limena, Noventa Padovana e Ponte San Nicolò. Insieme questi 5 comuni hanno il compito nel prossimo anno di definire quali servizi andranno a comporre, quali servizi andranno a condividere, e abbiamo però già deciso di dotarci della forma giuridica della convenzione, quindi sarà sempre il Comune di Padova, in particolare il settore servizi sociali, che si occuperà di tutta la parte di governance e gestione dei fondi dell'ambito. Per i cittadini, negli intenti del legislatore, ci si aspettano miglioramenti ai servizi sociali. È un sistema nuovo per cui i comuni riusciranno ad attivare delle linee di finanziamento statali e in parte anche legate al PNRR per potenziare i servizi che già attualmente vengono erogati. Ma grazie a questa nuova struttura, e l'ATS a cui come Comune di Limena partecipo è precursore, ha bruciato le tappe, ci siamo costituiti proprio oggi, è proprio uno strumento messo a disposizione dei cittadini per erogare più servizi. Obiettivo è quello di predisporre l'assetto organizzativo e pianificatorio per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il nuovo ambito. È un'opportunità nuova, un'opportunità che ci è data dalle leggi statali e dalla Regione, che finalmente è arrivata a concretizzarla anche per il Veneto e che permette di ragionare in un'ottica sociale nuova, un'ottica di ambito, un'ottica più vasta in cui i comuni con termini e appartenenti afferenti all'ambito Padova riusciranno a garantire maggiori servizi e soprattutto di maggiore qualità ai cittadini e in particolare alle fasce più fragili.